Casteldario, in provincia di Mantova, la città di Tazio Nuvolari è tornata ad aprire le proprie porte al grande ciclismo. Si corre infatti la 19ª edizione del Gran Premio DMT Ale, messa in cantiere con la consueta passione dagli uomini del pedale casteldariese del neopresidente Fausto Mirandola, con Giuliano Solera ovviamente sempre vicino alla neodirigenza del pedale casteldariese in cabina di regia di questa manifestazione nazionale riservata agli juniores, che anno dopo anno ha visto crescere il proprio fascino e il proprio blasone. In prima fila quest'anno, a pochi istanti dalla via, gli atleti della nazionale colombiana e gli atleti di origine ucraina presenti in Italia. Dopo il minuto di silenzio osservato proprio in memoria delle vittime della guerra tra Russia e Ucraina, il via ufficiale per questa manifestazione che ha visto in gara 159 atleti. Percorso ridisegnato rispetto al recente passato, ma comunque ricco di insidie e di spettacolo. Infatti sono in tutto 130 i chilometri da percorrere, suddivisi in 7 tornate iniziali del circuito di 13 km 400 metri disegnato tra Casteldario, Sorgà e Ponte Possero. Poi si entrerà nella finale di corsa in quello che è il tradizionale carosello del Gran Premio DMT Ale, disegnato sul circuito cittadino di 4 km 200 metri, che andrà ripetuto per ben 9 volte, quindi sono 16 in tutto le tornate da compiere per gli atleti in gara, che sono partiti subito con il piede sull'acceleratore. Tanti gli scatti che hanno tenuto alta l'andatura nella prima parte di gara, sino a quando a prendere il largo è stata una coppia composta da Simone Sponda della Sali Steffen Macro in compagnia del toscano Andrea Brogi della Regia Congressi Seicom Valdarno. Questi due atleti sono riusciti a guadagnare un vantaggio massimo di 1 minuto e 30 secondi, riuscendo a monopolizzare la prima parte di corsa. Un attacco decisamente coraggioso, quello di questi due fuggitivi, che ha trovato comunque un gruppo attento alle loro spalle a non lasciare troppo spazio a questa iniziativa. E dunque l'inseguimento, guidato come avete visto dalle maglie degli atleti ucraini e di quelli della nazionale colombiana, tiene lì i fuggitivi ad 1 minuto e poco più di distanza. Un'azione, quella di Sponda e Brogi, che meritano gli applausi, anche perché si corre in una calda giornata d'agosto su di un tracciato che non lascia respiro. Infatti sono tanti i rilanci che gli atleti sono chiamati ad affrontare nel circuito di Casteldario, un circuito già testato anche dalle prove riservate ai dilettanti. Quando sono passati una trentina di chilometri, sui 2 battistrada si riporta un atleta della Talento Colombia Strongman, questa che è una sorta di nazionale colombiana degli juniores, che è venuta in Italia per maturare importanti esperienze di crescita per i giovani atleti sudamericani. Mette all'interno della prima fuga di giornata Robert Palsaz Fonseca. Il rientro dell'atleta colombiano dunque va a comporre un terzetto al comando della corsa, mentre vedete a frenare la rincorsa del gruppo anche qualche caduta, fortunatamente senza gravi conseguenze in questo caso. Alcuni atleti si arrotano all'interno delle fila del gruppo e che quindi rallentano quello che è l'inseguimento ai 3 battistrada, 3 attaccanti che proseguono di comune accordo quando mancano ancora 13 giri al termine. Lo ricordiamo, sono 4 ancora le tornate piuttosto ampie da compiere, poi ci saranno le 9 tornate sul carosello cittadino di Casteldario. Un'azione, dicevamo, decisamente interessante, quella di 3 al comando, che di lì a poco vengono raggiunti anche da Tommaso Catarzi della C Fosco Bessi Vangi Ozierese e dall'ucraino Ilya Vusati della Villongo 3T for Ucraine. Si forma così un quintetto con il gruppo che insegue a 45 secondi di distacco. È dunque un'azione interessante, ma tenuta sempre sotto controllo, quella degli attaccanti della prima ora, in una manifestazione, quella allestita dalla pedale casteldariese, che si inserisce all'interno del Festival del Riso di Casteldario, giunto quest'anno alla 10ª edizione, che propone tutte le sere il riso alla
pilota riconosciuto con la denominazione Decaux e un concorso di risotti alternativi decisamente interessanti. Dunque, ancora una volta a Casteldario la buona tavola si sposa con il grande ciclismo. Un ciclismo portato avanti con grande passione dagli uomini della pedale casteldariese, e quando siamo ormai al rientro dall'ultima delle 7 tornate iniziali, il gruppo va ricompattandosi. Bellissima questa ripresa aerea che ci consente di ammirare la bellezza della pianura mantovana in una fase di corsa decisamente interessante, perché non appena vengono riassorbiti i 5 battistrada che avevamo visto in azione fino a questo momento, a rilanciare l'azione sono Alessio Po della Nord-Est Angelo Gomme Villadose e Paolo Puzzone della UC Sozzigalli. Questi due corridori riescono a cogliere di sorpresa il gruppo e a guadagnare nel volgere di pochi chilometri un vantaggio molto interessante che si attesta attorno al minuto e 30 secondi. A quel punto, l'avete visto, si portano in testa al plotone le maglie della Borgomolino Vigna Fiorita, che appena 24 ore prima si erano aggiudicati il successo nella Casut Cimolais sulle strade friulane e che vogliono tentare di andare a conquistare per la prima volta anche il Gran Premio DMT Alé. Una manifestazione che negli anni ha sempre regalato grandi colpi di scena, questa perché nonostante si corra su un tracciato completamente pianeggiante, molto spesso i fuggitivi hanno avuto la meglio sugli inseguitori. Prosegue intanto l'azione di Alessio Po e Paolo Puzzone, che vanno a transitare nuovamente sul rettifilo d'arrivo con un vantaggio che rimane pressoché invariato, sempre un minuto e 30 secondi sul gruppo inseguitore. Questi dati ci portano dunque ad aprire un finale di corsa che si preannuncia molto interessante. Mancano le 8 tornate conclusive sull'anello cittadino di Casteldario, con 2 attaccanti che possono viaggiare con 90 secondi di vantaggio su un gruppo però lanciato ad altissima velocità. Gran lavoro delle maglie della Borgomolino Vigna Fiorita, ma a dare manforte alla società del presidente Pietro Nardin giungono anche i portacolori dell'Aspiratori Telli e del team Fratelli Giorgi, tutte le formazioni più attrezzate della vigilia che sono giunte a Casteldario per cercare di fare del proprio meglio, vanno a caccia dei fuggitivi e intanto al comando della corsa rimane da solo Alessio Po della Nord-Est Angelo Gomme Villadose. Coraggioso il suo attacco quando Paolo Puzzone è costretto ad alzare bandiera bianca e dunque a rientrare nelle fila del gruppo. A guidare il plotone anche le maglie della ciclistica Biringhello, la formazione milanese, e intanto nuovo passaggio sul rettifilo d'arrivo con il vantaggio di Alessio Po ormai ridotto a poche centinaia di metri sul gruppo. Un plotone scatenato ma ridotto ad un centinaio di unità. Sono tanti infatti i corridori che hanno perso terreno, soprattutto in questa fase conclusiva del Gran Premio DMT Alé, quando siamo a 5 giri al termine. Poco meno di 20 km ancora da compiere per i protagonisti della classica mantovana, che quindi si appresta ad applaudire un gruppo compatto sul rettifilo d'arrivo. Ultime borracce, ultime indicazioni da parte dei direttori sportivi per gli atleti rimasti in gruppo. Sarà sicuramente un finale infuocato ad andare ad eleggere il migliore dell'edizione 2022 della gara di Casteldario. Una manifestazione, lo abbiamo detto, che negli anni ha saputo crescere progressivamente e che anche quest'anno è stata baciata da una splendida giornata di sole e da una cornice di pubblico davvero sportivissimo e folto a bordo strada per applaudire l'impegno di questi ragazzi. Intanto con le nostre immagini siamo al suono della campana, ultimi 4 km da compiere con il gruppo pressoché compatto. Inizia già la lotta per le posizioni migliori in vista della sprint che a questo punto si rivelerà decisivo per le sorti del Gran Premio DMT Alé, uno sprint che vede un'ampia rosa di pretendenti al successo finale. Infatti sono tantissime le ruote veloci presenti in gruppo che possono contare anche sull'appoggio dei
propri compagni di squadra. Lo abbiamo detto, pubblico delle grandi occasioni sul rettifilo d'arrivo di Casteldario per andare ad applaudire questa volata decisiva per l'edizione 2022 del Gran Premio DMT Ale, e ad avere la meglio, prendendo la testa già ai 250 metri, è il colombiano Jonathan Guatibonza Becerra della team Talento Colombia Strongman. Seconda piazza per pochi centimetri per il veronese Mattia Negrente della Sali Stephen Macro, che dunque giunge ad un passo dalla bis dopo il successo ottenuto lo scorso anno su questo traguardo da Marco Andreaus. Terza piazza invece per Andrea Cocca dell'Aspiratori Otelli. Completano l'ordine d'arrivo Edoardo Cipollini della Fosco Bessi, Riccardo Lorello della Regia Congressi, Alessandro Zanetti sempre della Regia Congressi, quindi Filippo Gaglio della Campana Imballaggi Geotex 2000, Gabriele Leonardi della Maserati Cadeo, Christian Lunardon della Sandrigo Bike e Daniele Bono del gruppo ciclistico Feralpi. Sul podio ci sono gli applausi per i protagonisti di giornata e anche una targa che va ad applaudire l'impegno in questi anni portato avanti da Giuliano Solera. Grande festa dunque a Casteldario, e ora microfono aperto per le interviste raccolte dopo il traguardo. Vittoria muy linda ahí in Casteldario. Bueno, muy buenas tardes para todos. Sí, la verdad estoy muy contento de hacer esta gira con mi equipo Bicicletas Stockman Talentos Colombia. Creo que esta oportunidad que nos han dado el Comité Olímpico y Bicicletas Stockman es algo muy impresionante para mí y estoy muy agradecido con ellos, especialmente con don Basilio Aristizábal, que es el que nos da el material, y al Comité Olímpico que nos ayuda con todo esto. Y también darle un agradecimiento al profe Celi, que es quien me da consejos, me apoya y me ha dado la mentalidad de ganador. Primera vittoria in Italia. Sí, sí señor, que he corrido varias carreras, hemos hecho un buen trabajo con mis compañeros, tenemos un equipo muy bueno, estoy muy contento de darle la primera victoria a mi equipo y nada, ahora a celebrar. Mattia Negrente, c'è mancato davvero poco. Sì, veramente poco, sono stati mezza ruota neanche, però non ci si può fare nulla. La Sali Stephen ha impostato la gara all'attacco, era una strategia e poi questo finale? Sì, l'avevamo pensata fin da subito di magari portare qualcuno in attacco fin da subito, poi se riuscivamo ad attaccare in questi giri piccoli perché erano molto tortuosi, pieni di curve e rilanci, quindi si sapeva che veniva fuori molto dura e quindi era molto facile che arrivasse la fuga, come è successo negli ultimi anni. La gamba c'è e adesso? Sì, la gamba sta venendo su, ci stiamo riprendendo bene, adesso testa a tutte le prossime gare. Andrea Cocca, una giornata molto tirata, una lunga volata e comunque un terzo posto da tenere e non da buttare. Ma sì, ci tenevo a far bene, soprattutto per la squadra che oggi ha puntato su di me, mi ha aiutato tanto negli ultimi chilometri, sono riuscito a cogliere il terzo posto, è stato più forte il colombiano. Prossimi obiettivi? Prossimi obiettivi, cercare la vittoria a tutti i costi fino a fine stagione e ottenerla. Presidente Fausto Mirandola, la prima da presidente è andata alla grande, addirittura un vincitore che arriva dall'altra parte del mondo, dalla Colombia. Soddisfazione enorme, è andato tutto bene, è il primo anno che organizzo, ringrazio tutto il gruppo del pedale Casteldariese e ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per questa gara. Innanzitutto ringrazio la DMT e la LE per aver sponsorizzato la corsa. Sul palco delle premiazioni un premio speciale anche per Giuliano Solera. Esatto, lo meritava, dopo tanti anni quest'anno ha mollato, l'ho preso io in mano le redini e il premio era di dovere a darlo a Giuliano anche per l'amicizia e tutto, insomma, ecco. Tanto pubblico, tanta festa, tanto entusiasmo, adesso si guarda già al 2023. Sì, ho già il bollettino per iscrivere la corsa per l'anno prossimo, speriamo in bene, ok. Io ringrazio tutti, il pubblico, ringrazio tutti e al prossimo anno ci rivedremo ancora, speriamo. Fausto Armanini, presidente del Comitato Provinciale di Mantova, Casteldario si conferma una piazza calda, una piazza che ama il ciclismo. Sì, si conferma ancora come tutti gli anni una manifestazione a livello nazionale con i numeri, abbiamo i numeri e in più abbiamo anche la qualità, perché abbiamo visto oggi che ha vinto un colombiano. La corsa è stata molto combattuta, però anche quest'anno hanno fatto long playing.